Tanti ancora i dubbi sull'omicidio di Adriano Armelin, si allunga l'ombra di un complice che potrebbe aver aiutato l'assassino. Quella sera in paese si chiede chiarezza. Nel frattempo l'amministrazione sta organizzando la fiaccolata in memoria di Adriano che si terrà dopo Pasqua, aperta a tutti, spiega il sindaco di Pieve, anche alla comunità marocchina. La procura di Pordenone chiede giudizio immediato per il 62enne imprenditore di origine bulgara responsabile del tragico incidente in A28 nel quale hanno perso la vita Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. Anche a Treviso la festa è per i 170 anni della Polizia di Stato, l'accento del questore sui fenomeni delle baby gang, grande responsabilità dei social, vanno gestiti bene e mette in campo strumenti come il DASP urbano. Lungo la Nualese da settimane si è fermato il cantiere della rotatoria di Quinto, i costi, spiega il sindaco, sono lievitati ma i commercianti isolati chiedono fate presto. Trovato il cadavere di un camionista 54enne nel suo tir parcheggiato a bordo strada a Castelfranco, a stroncarlo un malore, l'uomo ha fatto appena in tempo ad accostare. Torneranno a breve le 2 ore di parcheggio gratis a Treviso. Veneto Imprese Unite chiede siano al mattino. L'assessore De Checchi risponde ci stiamo ragionando, intanto è pronto il piano parcheggi del comune, dentro c'è anche San Zeno. Consiglio comunale speciale a Treviso per la presenza del vescovo Monsignor Michele Tomasi per una riflessione in vista della Pasqua. Qui, ha detto, si custodiscono democrazia e pace. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e torniamo a parlare del massacro di Pieve di Soligo. Ieri abbiamo raccontato la versione dei fatti, la verità del 36enne in carcere con l'accusa di aver ucciso Adriano Armelin nel massacro appunto di Pieve di Soligo, ma sono ancora tanti i dubbi attorno all'omicidio. Si allunga l'ombra di un complice mentre il comune prepara la grande fiaccolata in memoria dell'anziano che sarà un momento inclusivo, aperto a tutti, anche alla comunità marocchina. Di fronte all'interno della tragedia, ma poi iniziamo fuori che probabilmente non era solo, era anche altri. Io libera, no? Tra amici e conoscenti è più di un'ipotesi quella che nella mattanza di Adriano Armelin ci siano uno o più complici, qualcuno che a vario titolo possa aver aiutato Mohamed Boumaran, il 36enne marocchino attualmente in carcere per tentata rapina e omicidio preterintenzionale. Se gli inquirenti, sulla base degli elementi finora raccolti anche dai RIS, negano il coinvolgimento di terzi, almeno sulla scena del crimine in via Schirati, altrettanto non si può dire di eventuali suggeritori o aiutanti esterni. Lo stesso Boumaran al PM ha raccontato di essersi allontanato dalla casa dell'anziano dopo l'alterco e dopo averlo legato per poi ritornare in un secondo momento al fine di sincerarsi delle sue condizioni. Cos'è successo in quel lasso di tempo? Qualche persona vicino a Boumaran potrebbe avergli suggerito di verificare di persona quanto successo, ma soprattutto perché il 36enne ha trovato il tempo e la lucidità di cambiarsi le scarpe, un particolare che per molti non è un dettaglio, anche perché il marocchino era pesantemente alterato dal rum. Quesiti aperti sui quali si concentra l'attività di polizia giudiziaria, sentendo anche la cerchia di amici del 36enne con cui si frequentava il parco del centro Balbi. Ma un conto è l'indagine, un altro il sentimento della popolazione con il comune che sta organizzando una grande fiaccolata in memoria di Armelin all'insegna della massima inclusione. Adesso ci troviamo in un periodo che è di Pasqua e di Ramadan da un altro punto di vista religioso, per cui lasceremo passare questo periodo in cui tutti devono comunque confrontarsi con la propria religione, col proprio tempo, il proprio pensiero. Questo significa che questa manifestazione sarà veramente inclusiva, ci saranno tutti, anche la comunità marocchina. La giustizia, l'onestà, la correttezza, l'appartenenza a una società è una cosa di tutti, di cui tutti devono sentirsi responsabili, per cui sì, dobbiamo esserci tutti, perché non deve essere una questione e non deve essere strumentalizzata questa questione come appartenenza di una forza politica o di una forza sociale o di una religione. Questi sono errori che ci portano semplicemente al delirio, che ci conducono alla divisione. Dal massacro di Pieve alla tragedia in A28, la procura di Pordenone ha chiesto il giudizio immediato per l'imprenditore di origine bulgare accusato della morte di Jessica e Sara. Il GIP ha 5 giorni per accogliere l'istanza e al magistrato si rivolgono adesso i familiari delle 2 giovani. Io chiedo solo che legga attentamente tutto bene, che faccia il suo lavoro professionalmente, e lo penso, perché penso che sia così,
e che ci dia questo pizzico di luce nella nostra vita che è praticamente spenta. Si rivolge direttamente al GIP di Pordenone, Alain Fragasso, papà di Jessica e zio di Sara, le due ragazze morte sulla 28 il 30 gennaio scorso, travolte dall'auto guidata da Dimitre Traikov, l'imprenditore di origine bulgara, accusato di omicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso. Per lui in queste ore la Procura della Repubblica ha chiesto formalmente proprio al giudice per le indagini preliminari di disporre il giudizio immediato anche sulla base dell'interrogatorio avvenuto il 9 aprile scorso con il 62enne che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per la procura quindi l'imprenditore viaggiava a circa 180 km all'ora, elemento che insieme con la guida in stato di ebbrezza e all'omesso rispetto della distanza di sicurezza sarebbe la causa dell'incidente, il tutto poi aggravato dall'omissione di soccorso. È tutto chiaro, cioè, anche quando avevo letto la perizia era tutto chiaro, cioè proprio è preciso come se fosse stato là con me il perito nell'incidente, cioè è tutto chiaro, cioè io penso che più cristallizzato di così non possa essere. Adesso il GIP ha 5 giorni per emettere il decreto di rinvio o restituire gli atti al PM. Codice di procedura alla mano, il giudizio immediato è un procedimento speciale che porta ad anticipare il dibattimento senza finalità premiali per l'imputato. Questo significa ridurre i tempi del processo, un passo verso quella giustizia tempestiva che i familiari invocano da quella maledetta sera del 30 gennaio. La Jessica e la Sara non torneranno più indietro, però io sto lottando per la giustizia. Tanti temi toccati oggi dal questore di Treviso alla festa per i 170 anni della Polizia di Stato, tra questi il fenomeno delle baby gang. Salone dei 300, sede del Consiglio Comunale, la prima cerimonia in presenza dopo 3 anni di stop per la festa della Polizia di Stato a 170 anni dalla sua fondazione. In piazza tra la gente, i mezzi e gli uomini appartenenti alle varie specialità. Ai 300, di fronte alle autorità civili e militari, il resoconto da parte del questore Vito Montaruli non solo dell'ultimo anno ma anche dello sforzo compiuto da poliziotte e poliziotti durante la pandemia. Emergenza sanitaria di cui ha risentito particolarmente il mondo giovanile, ha sottolineato il questore, come dimostrano i sempre più frequenti episodi di violenza che avvengono nei fine settimana e che sono favoriti, ha aggiunto, da un uso scorretto dei social network. I social network che sono stati ampiamente esaltati durante il periodo delle cosiddette misure di confinamento o lockdown, che però adesso stanno mostrando tutti i loro limiti. Adesso i luoghi di aggregazione materiale sono diventati un surrogato dei luoghi di aggregazione virtuale e questa è una tendenza che deve essere assolutamente gestita, governata e non può richiedere solamente l'impegno della polizia, ma ci deve essere l'impegno di tutte le istituzioni. Altrimenti si rischia che giovani e giovanissimi si lasciino andare a comportamenti di disturbo, se non di aperta violenza. Uno strumento utile, ha suggerito Montaruli, per ridurre o punire ad esempio gli eccessi nei luoghi della movida potrebbe essere il DASPO urbano, da emettere in caso di ripetute intemperanze. Lo rischia ad esempio un minorenne che, ubriaco, ha dato in escandescenze pochi giorni fa in centro città a Treviso ed è stato per questo sanzionato con un primo provvedimento. Abbiamo effettuato il primo ordine di allontanamento qua dalla città di Treviso, anzi dal centro storico di Treviso. Nel futuro, se si dovessero ripetere casi di questo genere, posso pensare ad esempio all'ubriachezza molesta, noi avremo questo ulteriore strumento che abbiamo posto in campo e che potrebbe anche essere il presupposto per il DASPO urbano. Controlli aumentati, conferma il prefetto di Treviso Sidoti sul fronte delle baby gang, ma anche attenzione alta in vista della Pasqua. Risse, pugni, schiaffi. Il prefetto di Treviso Angelo Sidoti condivide la preoccupazione del questore Vito Montaruli per gli episodi di violenza che hanno coinvolto nelle ultime settimane giovani e giovanissimi sia a Treviso che a Conegliano. Tutti gli strumenti in campo, compreso il DASPO urbano, dice Sidoti, per contenere il fenomeno sono ben accetti e anzi stanno già dando dei risultati. Abbiamo da tempo ormai, come hanno visto tutti, implementato dei servizi di controllo in città di Treviso, così come negli altri comuni dove i casi si sono verificati. L'attenzione sul fronte dell'ordine pubblico e del rispetto delle regole sarà mantenuta alta anche a Pasqua e Pasquetta, conferma il prefetto. Saranno di fatto le prime festività libere da restrizioni.
Tutti gli anni, in occasione della Pasqua, ma anche di altri momenti di festività religioso-civile, vengono implementati i servizi di controllo del territorio, sia rispetto agli obiettivi sensibili che in genere per garantire la sicurezza delle persone, e questo anche in ambito stradale, autostradale, ferroviario. Quindi anche quest'anno abbiamo già disposto questi servizi. Ma il prefetto invita alla cautela anche sul fronte sanitario. Il numero dei contagi, ricorda, rimane elevato. La raccomandazione che faccio alle persone, ai nostri cittadini, è sempre quella che in momenti in cui ci siano degli assembramenti o stiamo al chiuso, così come vedete me, di tenere su la mascherina, perché è vero che è finita l'emergenza, noi abbiamo ancora una recrudescenza di casi da Covid-19, per cui massima attenzione. Adesso restiamo a Treviso, andiamo in consiglio comunale, un consiglio comunale davvero particolare, quello di oggi. Lo stanno seguendo per noi Lina Paronetto, che vedo, e Nicoletta Rizzetto. Lina. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori. Sì, siamo di nuovo nella cornice splendida, come sempre, di Palazzo dei 300, dove si è svolta anche la festa della polizia, l'abbiamo visto poco fa nel servizio. Un consiglio particolare, certo, perché c'è stato un ospite d'eccezione questa sera, il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, in maniera naturalmente molto significativa nella settimana santa è venuto a portare il suo saluto al consiglio comunale. È la prima volta di un vescovo in consiglio comunale, c'era stato un rapido saluto dei predecessori magari in questa cornice, ma non proprio durante una seduta del Consiglio. Lo ha invitato il Presidente Giancarlo Iannicelli a portare il suo messaggio ai consiglieri, e appunto il fatto che l'abbia fatto in settimana santa acquista ancora più significato. È stato applaudito da maggioranza e opposizione naturalmente il suo intervento, ha ricordato l'importanza dell'impegno dei consiglieri, delle decisioni che si assumono qui, dei progetti che prendono concretezza, e soprattutto ha detto è un baluardo, le istituzioni democratiche sono un baluardo della pace, lo stiamo tristemente vedendo in queste settimane, in questi mesi. Allora io prego la regia di mandare in onda il contributo, l'intervista che abbiamo realizzato proprio alla sua uscita dai 300. Per me è stato un onore davvero poter intervenire qui come trevigiano, come cittadino di questa città, certamente come vescovo della diocesi, un segno di attenzione da parte delle istituzioni nei confronti anche della Chiesa, e il segno di un credo, di una collaborazione per il bene comune. Ma per me è stato soprattutto l'occasione di un ringraziamento al Consiglio Comunale, al Comune, perché qui nei luoghi della democrazia si decide la differenza tra un mondo che va per i fatti suoi e invece la vita di una comunità ordinata che cerca il bene di tutti. L'alternativa è l'arbitrio del più forte, mentre le decisioni da prendere sicuramente, ma che vengono prese con queste regole, che devono essere le regole dell'ascolto, del dialogo, della discussione anche appassionata, ma che accetta le regole e accetta soprattutto di rispettare l'altro. Non vedo per le nostre collettività altri modi che non la fatica di una partecipazione democratica e di una gestione della cosa pubblica secondo le regole democratiche. Qualcuno ha detto che è il più imperfetto dei sistemi, ma è il migliore che abbiamo. Lei da cittadino di Treviso cosa chiederebbe al Consiglio Comunale? Io chiedo di appassionarsi al loro lavoro, di non lasciare niente di intentato, di essere ciascuno fedele alle proprie idee, e di metterle nel dibattito per cercare di avere il bene di una comunità. Poi le singole cose appunto è compito loro, e noi siamo qui e le viviamo insieme. Così dunque il vescovo Monsignor Michele Tomasi, che appunto ha ribadito di aver voluto portare il suo ringraziamento e ha detto, scherzando con una battuta, non sono venuto a predicare qui, ha lanciato comunque un messaggio importante e ha parlato, abbiamo sentito, anche di dibattiti appassionati. Ecco, in questo momento sta proseguendo davvero un dibattito molto appassionato, molto vivace, perché da quando Monsignor Tomasi è uscito dai 300 è ripartito il confronto acceso tra maggioranza e opposizione.
opposizione. Si parla principalmente di urbanistica, ma anche del famoso tema della pedonalizzazione della città. Nel fine settimana il sindaco aveva ipotizzato di poter proprio il sabato e la domenica pedonalizzare alcune zone del centro per permettere finalmente alla gente ritornata, ai turisti ritornati in città, di camminare e passeggiare tranquillamente. Il tema naturalmente tra maggioranza e opposizione è stato molto dibattuto, ci sono reciproci scambi di accuse tra chi doveva fare cose in passato, chi dovrebbe farlo adesso, e adesso si sta parlando di urbanistica con toni, penso si senta anche dal nostro collegamento, piuttosto accesi, piuttosto animati, ma tant'è, questa è per fortuna insomma la vita democratica su cui si fondano le nostre comunità. Io direi che è tutto da Palazzo dei 300, Nicola, e ti restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto e buon lavoro anche a Nicoletta Rizzetto. Lo diceva appunto Lina Paronetto, il tema della pedonalizzazione. Allora si è parlato di questo in questi giorni e si è detto sì, pedonalizzazione alla domenica, ma ci vuole un piano parcheggi. Allora parliamo proprio del piano parcheggi nel prossimo servizio. I commercianti tornano alla carica con la richiesta di 2 ore al giorno di park gratuito. Centro chiuso alle auto ma con parcheggi a portata di mano. Su questo punto sembrano essere tutti d'accordo. E così, se il piano dell'amministrazione comunale dovesse trovare il consenso di tutte le associazioni del commercio, la domenica pedonale potrebbe diventare realtà. Il comune attende di iniziare quanto prima i lavori per il Park Victoria per liberare risorse del project financing e destinarle altrove. Ad oggi il nostro piano comprende, in una prospettiva naturalmente di medio-lunga realizzo, il Park della Vittoria, il Fast Park in via Foscolo, quindi siamo in area stadio, e stiamo lavorando perché si possa realizzare anche un ulteriore parcheggio a sud della città in area San Zeno. Oltre al nodo parcheggi, stentano a partire la Piani e il Miani. L'associazione di commercianti Veneto Imprese Unite spinge affinché siano potenziate le corse dei mezzi pubblici nel weekend. Anche ad esempio la domenica, quando penso a Villorba, rimane scoperta da mezzogiorno alle 15 e le corse quotidiane sono intervallate di un'ora l'una dall'altra invece che mezz'ora come in settimana. Quindi c'è tutto un sistema dietro che va sicuramente costruito prima di poter poi fare proclami e spot sulla pedonalizzazione del centro il weekend. I commercianti premono anche per riconfermare le 2 ore di parcheggio gratuito al giorno che furono introdotte come incentivo lo scorso anno. In quel caso era l'orario dell'aperitivo, ora la proposta è quella di far slittare il pacchetto al mattino. Certamente accoglieremo questa idea, mi riservo al tavolo di capire quali siano gli orari e le giornate migliori dove applicare questa scontistica. Il tavolo, che doveva avere cadenza mensile, è saltato. Difficile mettere insieme tutti gli attori tra Comitato Porta Alpini, Borgo Cavour, Veneto Imprese Unite, Confesercenti e Ascom. La convocazione, con una nuova data, però potrebbe partire già in giornata. E speriamo che venga riconvocato a breve, perché ormai dopo Pasqua la primavera è quasi finita e rischiamo di avere di nuovo una non programmazione per l'estate, e in virtù di tutti i turisti che stanno arrivando in città sarebbe sicuramente un peccato. E allora, strettamente legato a questo, c'è il tema del turismo. Si torna a volare da Treviso. Dopo mesi di chiusura dell'aeroporto, i dati diffusi da Ryanair e Save sono incoraggianti. A breve 3 nuove rotte. Turistico non è più la Cenerentola del Veneto, perché ha iniziato a farsi conoscere. Lo scalo trevigiano, prima base di Ryanair in Veneto, ha già fatto volare 450.000 passeggeri nei primi 3 mesi del 2022 e conta di eguagliare a fine anno i volumi del 2019, quando partirono e atterrarono da Treviso oltre 3 milioni di passeggeri. È soddisfatto il sindaco Paga, dice aver creduto in un aeroporto quando nel 2018 si discuteva ancora di venderne le quote. Oggi l'obiettivo è portare a casa tutto ciò che il master plan prevede nel minor tempo possibile. Oggi finalmente si potrà cominciare a vedere qualcosa di concreto, e il primo tassello di questo master plan sarà proprio la passerella sopra la Nuova Alese, che quindi renderà più fluido il traffico, più sicuri
i turisti e i pedoni e i passeggeri. Quindi sicuramente qualcosa di importante che va a braccetto con i numeri che sono stati tra l'altro annunciati oggi, con questa campagna promozionale turistica del territorio della Marca Trevigiana. 100.000 euro sono stati investiti da Comune e Consorzio del Prosecco, che hanno fatto fermare, lo dicono i dati, finalmente i turisti anche a Treviso, con una promozione mirata del territorio e delle sue peculiarità. Intanto il parterre delle destinazioni si allarga con altre 3 rotte oltre le 11 già presenti. È chiaro che il Veneto per noi rappresenta un territorio importante, un territorio dove Ryanair vuole continuare a crescere e lo faremo sicuramente con ulteriori opportunità di viaggio. Treviso quest'estate arriva a oltre 40 destinazioni, se pensiamo che pre-pandemia eravamo circa 32, di conseguenza ovviamente molte più destinazioni, molto più attrattività, e questo tipo di promozione da parte del Comune che fa conoscere Treviso e il suo territorio aiutano a migliorare quello che sono i flussi turistici. Ma oltre ai numeri di chi parte è importante sottolineare che cosa cambia per chi resta. Ad oggi lo scalo trevigiano porta in dote 2.000 posti di lavoro, di cui 60 sono diretti. Pochi istanti di pubblicità, poi il caro materie prime che blocca i cantieri. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, dunque parliamo del rincaro delle materie prime, i costi che salgono e che bloccano i cantieri. Un cantiere importante sulla Noalese a Quinto di Treviso è fermo. Anche oggi al cantiere della rotatoria tra via Noalese, le vie Boiago e Nogarè, l'unico rumore è stato quello delle ruote, dei mezzi pesanti e delle automobili procedere lente sull'asfalto. Ruspe e scavatori fermi a singhiozzo, e così la realizzazione dell'opera finanziata e fortemente voluta dal Comune non decolla. Ormai me la sono messa già via. Io spero vivamente che prima di metà maggio finiscano, cioè quello è il mio obiettivo. Al manco che sia qua tutto, che sembra un tappeto, voglio dire, tutto libero, dove parcheggiare più che altro. Il negozio di Omar di riparazione PC e cellulari ha aperto soltanto lo scorso 5 ottobre. Diciamo che i 6 mesi di apertura, di spinta, ne avrò persi 3-4 adesso con sti lavori di qua. Tra i più penalizzati, oltre al negozio di riparazione PC e cellulari, la macelleria, che il cantiere ha isolato dalla strada principale, e questa agenzia di viaggi stretta tra il cantiere su 2 lati. Il titolare ha tentato più volte di incontrare il sindaco, ma ci spiega non è stato possibile, e ci racconta anche di non capire perché il cantiere si attivi sempre nel weekend, soprattutto al sabato, quando c'è più giro di clientela. Da progetto i lavori avrebbero dovuto durare 120 giorni. Noi avanti vuol dire che ci sono problemi. Quanti disagi crea questo stop? Tantissimi. Ci sono questi aumenti di materie prime e quindi i lavori si protraggono nel tempo, dovevano essere consegnati entro la fine di aprile e purtroppo questo non avverrà perché il cantiere è già fermo da una settimana. E queste cose creano disagio al paese. Il sindaco Stefania Sartori, interpellato, conferma: i costi del cantiere sono lievitati. Il sottosuolo con gli scavi ha rivelato la necessità di rifare alcune opere sottostradali, e poi il costo delle materie prime schizzato alle stelle. Tanto da costringere l'amministrazione a rivedere i tempi di realizzazione, ma anche, opzione che si sta valutando in queste ore, di rivedere lo stesso progetto. Torniamo alla cronaca con le gravi condizioni in cui versa un 56enne veneziano, manager di una società di consulenza della comunicazione con sede a Treviso, gravemente ferito sabato scorso a Venezia. Erano le 18, stava camminando verso Piazzale Roma quando un vaso di fiori, a causa delle forti raffiche di vento, si è staccato da una terrazza a circa 10 metri di altezza, colpendolo alla schiena. Il 56enne è caduto a terra rompendosi anche alcuni denti, ma i danni peggiori li ha subiti alla schiena, con la rottura di 2 vertebre e 2 rimaste incrinate, oltre a un trauma cranico con conseguente emorragia cerebrale. Ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Venezia. In prognosi riservata sarà la polizia ovviamente locale a tentare di chiarire le cause e le responsabilità di questo grave incidente. Poi ieri sera a Castelfranco il macabro ritrovamento di un camionista morto all'interno della cabina del tir. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati alcuni suoi colleghi in sosta in un'area della zona industriale di Castelfranco. Erano le 22:30 quando i camionisti si sono avvicinati alla cabina del tir, che si trovava parcheggiato a lato della carreggiata.
Una volta guardato dentro, hanno visto l'autista in una posizione anomala, era accasciato sul sedile ma non stava dormendo. Era morto, fulminato probabilmente da un malore. 54 anni, ungherese, l'autista ha fatto in tempo ad accostarsi sul lato strada prima di spirare, forse conscio di quanto gli stava accadendo. I camionisti hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto insieme ai sanitari del SUEM. La salma al momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una tragedia molto simile a quella avvenuta il 5 aprile scorso a Pederobba, quando il notissimo ristoratore Paolo Fantin era stato colto da un malore fatale alla guida del suo furgone, riuscendo soltanto a fermarsi a bordo strada prima di morire. Il Covid, al via domani la campagna vaccinale per la quarta dose destinata agli over 80 e ai fragili con più di 60 anni. Quarta dose di vaccino anti-Covid, al via da domani in Veneto la campagna vaccinale per rafforzare la protezione degli ultra ottantenni, over 60 fragili e degli ospiti delle case di riposo. Già da domani quindi gli over 80 potranno recarsi direttamente presso i centri vaccinali o prenotare sulla piattaforma regionale l'appuntamento per ricevere la quarta dose. È necessario che siano trascorsi almeno 120 giorni dal precedente booster. La seconda dose di richiamo non è indicata per chi ha contratto il Covid successivamente alla terza dose. Nella campagna sono coinvolti anche i medici di base che hanno aderito. Si partirà a brevissimo anche con le RSA ed i fragili over 60. Il virus intanto continua a correre. Oggi nuovo balzo di positivi, 8.723 nuovi contagi e 7 vittime. Crescono anche i ricoveri in area medica, sono 48 in più di ieri, stabili, -1 quelli in terapia intensiva. Il dibattito sulle mascherine da tenere al chiuso anche a scuola dopo il 1° di maggio, un dibattito che ieri è sbarcato anche a Ringhi, il confronto tra il sindaco di Treviso Mario Conte e il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi. Io credo che ci sia stato un eccesso di prudenza che però, come diceva giustamente Bonnet, stride con il comportamento delle nostre comunità. Ormai è veramente difficile tenere e indossare la mascherina, soprattutto finalmente sembra che le temperature stiano cambiando, quindi andiamo anche verso la bella stagione, le temperature un po' più miti, quindi io francamente la vedo un po' eccessiva, però continuo a rispettare quelle che sono le indicazioni che arrivano dal governo. Segretario Zorzi? È senz'altro un principio di cautela, credo che sia importante comunque mantenerlo così come lo abbiamo perseguito in questi 2 difficilissimi anni. Ricordiamoci che solo oggi comunque contiamo altri 115 morti a livello nazionale, quindi insomma non possiamo dire che la pandemia è finita. Sono d'accordo che dobbiamo convivere con questo virus, ma è vero anche che la mascherina si è dimostrata molto utile. Si tratta di un obbligo fino a giugno, quindi presumo, ripeto, che si sia scelto nuovamente il principio di cautela, che è un principio che ci ha permesso insomma di reggere insomma in questi 2 anni. Adesso parliamo di acqua e di un importante intervento in corso sul Piave tra Nervesa e Sernaglia. Guardate. Quest'opera ha una duplice utilità, in quanto al di là di quella che è la interconnessione della parte settentrionale con quella più meridionale del territorio gestito, consentirà anche in un'ottica di economia circolare di essere ancora più green, in quanto oltrepassato il Piave, nel riempire un serbatoio a gravità consentirà attraverso delle turbine idrauliche di produrre anche energia elettrica. Ha molteplici obiettivi l'opera da 2 milioni di euro che in queste settimane sta prendendo forma sull'alveo del Piave tra Sernaglia e Nervesa all'altezza di Falzè. Un tassello strategico per l'approvvigionamento idrico di tutto il territorio, forse uno degli interventi più importanti mai realizzati da ATS Alto Trevigiano Servizi. La maxi tubazione, che sarà sotterranea, garantirà innanzitutto l'interconnessione della rete a nord del fiume con quella a sud, utilissima soprattutto nei casi di inquinamento di falda, ma soprattutto di scarsità d'acqua, di siccità. Un tema attualissimo, alla luce soprattutto di un inverno scarsamente piovoso, in cui abbiamo toccato tutti con mano quella che è il rischio della siccità, anche dal punto di vista ambientale, con quelli che sono stati quei piccoli incendi che sono sviluppati anche nel nostro territorio. Il cantiere è stato visitato in giornata anche per le nuove tecnologie adottate da diversi studenti della Facoltà di Ingegneria Padova, ma eccellenza a parte restano le criticità del momento su carenza di materie prime e caro energia. A un certo punto la gestione di queste idrovore stava diventando insostenibile. Avevamo acceso 13 pompe che consumavano 2.500 litri di gasolio al giorno, eravamo su costi intorno ai 5-6 mila euro al giorno. Preventivati quant'erano? Meno della metà. Gli impegni contrattuali ci portano ad andare avanti, ritengo che un cantiere debba essere ultimato e non ritengo sia giusto
che anche di fronte alle difficoltà ci si debba fermare. E adesso andiamo nel bellunese. Ed è lutto nel bellunese, in Cadore in particolare, per la morte di Flaminio D'Adeppo, figura di spicco tra gli amministratori cadorini che fece delle problematiche delle terre alte il tema dominante della sua azione, prima come sindaco di Domegge, presidente della comunità montana e poi come presidente del GAL Alto Bellunese. D'Adeppo aveva 69 anni, la notizia della sua scomparsa è arrivata in mattinata e subito il cordoglio esteso e unanime è stato espresso dal mondo politico, istituzionale e imprenditoriale bellunese, che ha ricordato D'Adeppo come un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità con grande intelligenza e apertura al dialogo. L'economia adesso, perché Essilor Luxottica mette un altro tassello alla sua strategia di controllo verticale e punta a Fedon, un accordo tutto veneto, anzi bellunese, con Luxottica, il gigante dell'occhialeria mondiale di Leonardo Del Vecchio, pronto ad acquistare oltre il 90% della società degli astucci per occhiali Giorgio Fedon e figli. L'annuncio è arrivato ieri in tarda serata tramite una nota in cui il gruppo spiega che è stato sottoscritto un contratto preliminare con gli azionisti rilevanti della società. La chiusura dell'accordo è subordinata all'autorizzazione dell'antitrust, al rinnovo del CDA dell'emittente e degli organi amministrativi delle società. L'operazione dovrebbe essere conclusa entro la fine di giugno. Anche a Belluno oggi la festa per i 170 anni della Polizia di Stato e quindi anche un'analisi di quanto accade nel territorio bellunese. Compleanno rotondo per la Polizia di Stato, che celebra il 170° anniversario della sua fondazione. In un video realizzato dal personale della Polizia Scientifica della Questura di Belluno, le immagini più significative dei servizi degli uomini in divisa, sempre al fianco dei cittadini, ancor di più in questi anni caratterizzati dalla pandemia, sempre con empatia e disponibilità. Il Questore di Belluno lo ha sottolineato stamattina nel Salone del Museo Diocesano di Feltre, davanti alle più alte cariche provinciali, civili, militari e religiose, durante la cerimonia che dopo 2 anni è tornata ad assumere una veste di quasi normalità, pur con il pensiero rivolto alla guerra nel cuore dell'Europa. Il bilancio dell'attività svolta da tutte le specialità della polizia a Belluno, Feltre e Cortina d'Ampezzo fotografa l'intensificazione dei servizi di controllo in un territorio in cui il clima è sereno, salve qualche intemperanza giovanile, e la recrudescenza dei furti seriali. Un'analisi parziale legata ai primi mesi dell'anno, l'andamento sembra essere quello corrente, vale a dire quello che vede una tendenziale, ancorché modesta, riduzione dei reati nel loro complesso. Sono le infiltrazioni della criminalità organizzata a impensierire le forze dell'ordine e le istituzioni bellunesi, consapevoli del fatto che gli investimenti messi in campo per le Olimpiadi 2026 potrebbero risvegliare appetiti malevoli. La vigilanza di tutte le istituzioni preposte dovrà essere molto attenta, onde evitare appunto che questa occasione, che è un'occasione di sviluppo per il territorio, non diventi invece un'occasione per le consorterie criminose di fare affari illeciti. Resta sullo sfondo ma presente il problema della carenza di organico acuito dalla pandemia, che non ha aiutato l'espletamento dei corsi per il nuovo personale. Chi il servizio in polizia lo svolge da anni e con particolare merito oggi ha ricevuto encomi e lodi. Le benemerenze sono state consegnate agli operatori in attività e in quiescenza. Un viaggio alla scoperta dei luoghi nascosti della Val Belluna, da Feltre al capoluogo. L'11 giugno prossimo sarà la giornata della prima edizione della Sportful Dolomiti Gravel, un evento in bicicletta senza cronometro. Nessuna richiesta agonistica, solo la volontà di salire su una bici per pedalare con andamento lento alla scoperta del territorio bellunese e feltrino. L'11 giugno in provincia si aprirà il mese dedicato al ciclismo amatoriale con un nuovissimo evento che nel gravel si è già ricavato uno spazio di grandissimo interesse. È un'esperienza sul nostro territorio che va a coprire da Feltre a Belluno tutta la Valle del Piave, da sinistra a destra, percorrendo strade sterrate in prevalenza, quasi l'80% del percorso è su strada sterrata, su sentiero o su prato. La bici gravel è stata progettata e realizzata per rendere le avventure fuori strada confortevoli, efficienti e divertenti, come lo spirito che anima la prima Sportful Dolomiti Gravel, per la quale gli organizzatori attendono fra i 500 e i 1000 partecipanti. Un orso, il simbolo dell'evento, che si svilupperà lungo 2 tracciati di 170 e 58 chilometri. Non sarà agonistica, anzi
dovrà prevalere l'aspetto enogastronomico del nostro territorio, quindi prendersela con calma, fermarsi lungo le trattorie della vallata, mangiare qualcosa, assaporare i nostri piatti e soprattutto divertirsi. L'evento è stato presentato a Palazzo Piloni dagli organizzatori e dai rappresentanti dei comuni di Belluno e di Feltre, oltre che della provincia. È una bellissima iniziativa che rispecchia in pieno quella che è la strategia del brand sulla quale la provincia ha lavorato in questo ultimo anno e che stiamo lanciando ora con dei bandi che verranno portati avanti dai consorzi. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione garantisce prevalenza di tempo stabile e asciutto e in un clima sempre più mite. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 13 aprile. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, come vediamo, ma parzialmente nuvoloso per nubi alte e per annuvolamenti sui rilievi, localmente anche sulle zone pianeggianti durante le ore pomeridiane. Al primo mattino probabili foschie e locali nebbie. Venti in pianura deboli, a tratti moderati dai quadranti orientali. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere poco nuvoloso per locali velature, possibile qualche annuvolamento a quote medio-basse, specie sulle prealpi. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, lo vediamo, con temporanei annuvolamenti e con la formazione di locali foschie o nubi basse, anche in questo caso nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 21-23 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.